No, I'm not a writer. Dimmi amore, cosa fa il gatto là? E dimmi, c'è il gatto? È lì? E cosa fa? Dimmi. Non sei felice che c'è il gatto là? Ah, ho capito. Ma d'altronde, cosa bisogna fare? Andiamo a dirglielo? Non so. Dimmi tu. Cosa dobbiamo dire a quel gatto? È il gatto. È il gatto. Ma sì, è lì tranquillo, dai, non fa niente. Cosa dici? Va bene? Va bene. Cosa devo farci, Amy? Cosa devo farci? Dimmi, cosa facciamo? Niente? Lo so. Sì. Che pagliazza. È il posto di guida perché dice adesso accendo il camper e gli vado addosso al gatto. Che bello, come ci piace. Il mio giardino. No, vabbè, buongiorno Italia. Guarda che ondone, guarda quella. Che roba, guarda, prende tutto il pontile. Bam. È che fa freddo per fare il bagno. Bisogna andare al lavoro. E ora? Buongiorno Italia, buongiorno Yuri. Ma non era il caso di sistemarsi i capelli? Cioè, non so, che caffonaggine così, voglio dire. Vabbè, insomma, dove abitiamo oggi? Dove abitiamo? Tananana. No, niente tananana, bisogna aprire. Sbam, mancava sbam. È il lago dell'altra volta, no? Che c'eravamo andati l'altra volta. E domani è il capodanno dei zingari. Allora intanto ho detto oggi faccio un giro a qualche parte. Sto in relax qua e non c'è nessuno. Insomma, sta venendo fuori anche un po' di sole. E poi domani capodaniamo. Con Madame abbiamo capodannato ieri. Per motivi X che non posso spiegarti, non c'è Capodanno, però insomma niente di che. Questo cane è una bomba all'hotel, è un cane che spusa fino in città. Guarda che panorama, ragazzo, che panorama. E te spiego. Allora, noi abitiamo lì, no? Vedi il camper là, è piccolino il camper, vedi, è questo qua. Questo qua, questo. E quindi vuol dire che la dinette, come vedi, butta verso questo piccolo laghettino e va bene, dai. Mentre domani come panorama vediamo quest'altro, guarda che bello. Andiamo Cagnazzo. Curati che colori che ci sono qua ogni volta, guarda che roba. Guarda, occhio che arriva il sole. Wow! Stupendo, bellissimo, bellissimissimo.
Vero Lemmy, che bello, cosa dici? Ma sì, guarda che ciotola dell'acqua enorme, livello proprio, eh? Ma sì, sono le ciotole che piacciono a noi, tutte così. Bam. Mata, dove è la mata? Dove è la mata? Dove è la mata? Non fa la corsa la mata, forse adesso, forse adesso. No, io piscio. Yuri, scusa, ma tu sei venuto fuori in felpa? Eh sì, sono una come sempre. Oh, visto che fa particolarmente freddo, io me ne starei nel camperino e monto un po' di video qua a vista lago. Ah, sì, sì, bello, bello così, sì. E ne ho un bel po' già fatti, solo che non ho l'internet per caricarli, sai, perché sono stato fuori zona, diciamo, no? Buongiorno Italia. Buongiorno un cazzo! Ma come? Anche oggi cazzo, anche qua! Ma svegliato i cacciatori, porca troia. Non si può andare avanti così. Con sti cacciatori che ti svegliano ogni giorno in tutta Italia, avete svangato ufficialmente i coglioni, cioè ragazzi. È ufficiale. Ah, dove? Ari là. E che i cani non c'entrano niente, se no mollargli la Emi. Anche a cazzo, il giorno di Capodanno devono andare in giro a svangare i coglioni. Almeno i cani si fanno un giro, dai, pore anime. Che significa che manco puoi mollare il drone? Dai, su, ci prepariamo il caffè da qua, da questa cucina un po' wild così, guarda che c'è la montagna dietro gli alberi, che figata. E qua c'ho il mini lago ghiacciato, qua sotto vedi, quella pozzanghera là praticamente. Quindi io oggi mi sento un po' Toro, quindi quello è il lago di Walden e questa è la casetta di Toro. Sì, io credo che sia proprio così.